Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto anche in questa prima edizione del 4 settembre. Purtroppo dobbiamo aprire con un'ultima ora di cronaca, una tragedia in Marmolada, due alpinisti trovati morti. Si tratta di due alpinisti trevigiani. La provenienza è stata confermata solo in questi minuti, solo in questi secondi. Potete vedere anche l'apertura del sito trevisotoday.it che conferma come si tratti di due alpinisti trevigiani. Uno sarebbe di Asolo, ma per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Stefano Bozzi dalla nostra redazione di Belluno. Buongiorno Stefano. Purtroppo è un'altra tragedia quella che ha scosso la montagna questa mattina. Sono proprio due alpinisti, quelli deceduti sul massiccio della Marmolada, sul versante sud, quello percorso dalle vie di arrampicata, che tanto per capirci è il versante opposto a quello che si vede normalmente nelle immagini che raffigurano il ghiacciaio. L'identità non è ancora stata resa nota della coppia, ma come hai ben detto tu, possiamo dirvi che si tratta di due uomini italiani, entrambi di Asolo, quindi proprio del Trevigiano. La dinamica è che a dare l'allarme sarebbe stata la moglie di uno dei due attorno alle 14 di ieri, perché non li aveva visti rientrare alla base, non aveva più avuto loro notizie. Si è quindi attivata la macchina dei soccorsi e subito sono state ritrovate le autovetture dei due, una parcheggiata a Malga Ciapela in comune di Roccapietore e una al Passo Fedaia, dove sarebbero arrivati i due scendendo dal ghiacciaio lungo la via normale una volta completata la scalata, una sorta di giro ad anello. I soccorritori sono saliti prima dal lato di Malga Ciapela, passando per Malga Ombretta a sud e lungo il ghiaccio dal versante nord, quindi da entrambi i versanti del massiccio della Marmolada, per vedere se i due scalatori fossero in ritardo, ma non trovandoli, alle 5:30 di questa mattina una squadra è salita al rifugio Faliera, sempre lato Roccapietore, per osservare la parete con il binocolo, senza vederli. Da Belluno è quindi decollato l'elicottero del SUE, ma le prime luci dell'alba, che si è subito diretto verso i ghiaioni che si trovano alla base della parete, rinvenendo purtroppo i corpi esanimi. Constatato il decesso, le salme sono state recuperate e trasportate alla cella mortuaria di Roccapietore. Quello che si sa dalle prime informazioni è che i due alpinisti sarebbero partiti ieri attorno alle 4:30 del mattino da Rifugio Falier per attaccare la via e potrebbero essere precipitati già sui primi tiri, e dunque si tratta di un incidente lungo la parete sud della Marmolada, che è quella che dovreste stare vedendo nelle immagini che ho raccolto personalmente durante un'escursione, e si tratta di un vero e proprio colosso di roccia. Forse dalle immagini non si capisce bene la dimensione di questa parete, ma si tratta di 1 chilometro di sviluppo verticale per 3 chilometri di larghezza, ed è uno tra i massicci più ambiti, un vero e proprio punto di riferimento e sogno alpinistico di molti, con circa 200 vie di salita, tutte molto difficili sotto il profilo tecnico, sia per quanto riguarda la difficoltà della salita, sia per la lunghezza, e qui c'è il timore che i due stessero affrontando la salita un po' forse di fretta, poiché il tempo era stato dichiarato instabile dai bollettini meteo ed infatti è peggiorato repentinamente nella zona della Marmolada già in tarda mattinata, con precipitazioni e visibilità ridotta che potrebbe aver reso, se non altro, difficile proseguire e individuare il giusto percorso di salita. Questo è quello che posso dirvi fino ad ora. Vi daremo comunque tutti gli aggiornamenti nelle prossime ore in merito all'identità dei due alpinisti e alla dinamica dell'incidente, comunque sicuramente entro la serata di oggi, non appena avremo qualche informazione in più. E Stefano, le immagini che hai girato personalmente rendono molto l'idea del luogo. Ti chiedo, il versante quindi è quello veneto, bellunese? È quello bellunese, perché il confine tra Veneto e Trentino corre sulla Marmolada, ma di fatto ha lasciato il ghiacciaio in territorio trentino, mentre la parete che risale proprio dal lato sud
il massiccio della Marmolada è in territorio veneto, in provincia di Belluno e in comune di Rocca Pietore. Ecco, e poi appunto tu tra l'altro sei un esperto conoscitore di montagna, parliamo poi di soccorsi particolarmente ostici, difficili, anche su questo insomma bisogna riflettere. Certamente è chiaro che il soccorso in parete è molto complicato, specialmente su pareti che hanno uno sviluppo come quello della Marmolada di 1000 metri di verticale. Capite che se ci sono problemi con, in questo caso forse no, perché gli escursionisti si trovavano alla base della parete, ma per i recuperi in parete capite bene che arrivare con l'elicottero non è sicuramente un ambiente semplice. Parliamo di pareti verticali alte chilometri, quindi sia calarsi sia raggiungere dal basso chiaramente può diventare veramente oneroso. Tra l'altro nelle immagini, non so cosa stiate vedendo ora, ma c'è un'immagine di un elicottero con un verricello calato, e quell'immagine l'avevo fatta proprio sulla sud della Marmolada durante un recupero in parete, quindi dà anche un po' l'idea di che cosa significhi calarsi per recuperare gli escursionisti. Assolutamente Stefano, tra l'altro è stata un'estate segnata da troppi incidenti in alta quota. Una questione anche statistica, è stata un'estate molto frequentata nelle terre alte, quindi c'è stato un super lavoro per i soccorritori. Allora io per il momento ti ringrazio Stefano per la tua corrispondenza. Chiaramente se ci saranno ulteriori dettagli torneremo a collegarci con la Marmolada, con la redazione di Belluno, con il nostro Stefano Bozzi, e sicuramente andremo a collegarci anche non appena ne sapremo di più con Asolo. Però la cronaca adesso ci porta a Villorba, Fontane di Villorba, dove è stata una serata molto concitata, fiamme in un palazzo che poi è stato evacuato, ci sono stati anche degli intossicati, insomma attimi di paura, ma ci racconta tutto in diretta come sempre il nostro Lucio Zanato. Buongiorno Lucio. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, mi trovo in via Trieste qui a Fontane di Villorba con il sindaco Francesco Soligo, perché ieri sera qui c'è stato un grosso incendio all'interno di un'abitazione, ci sono stati 7 intossicati, la situazione appariva inizialmente molto grave, ci parlano di fiamme che uscivano di qualche metro dalla finestra che vedete alle mie spalle. Nel frattempo magari facciamo vedere anche le immagini girate questa mattina. Intanto sindaco, qual è la situazione ad oggi per i 7 intossicati? Buongiorno a tutti. Allora, tutti e 7 sono stati dimessi nella nottata dal pronto soccorso, sia di Conegliano, perché 2 erano stati trasferiti a Conegliano, e sia da Treviso, quindi hanno avuto i controlli dovuti dal SUEM e sono stati dimessi. Ecco, in particolare la mamma e la figlia che erano all'interno dell'abitazione che ha preso fuoco, come stanno? Stanno bene, sono stati fatti i controlli dovuti e adesso sono tornati a casa, non nell'appartamento ma dai familiari. Esatto, perché l'appartamento è sotto sequestro. Si sa qualcosa del fatto quale potrebbe essere stato l'innesco? Non abbiamo ancora notizie per quanto riguarda la causa dell'incendio, stanno valutando i vigili del fuoco qual è stato l'innesco. L'appartamento è sotto sequestro perché è inagibile, l'incendio è partito dalla camera da letto e quindi ha bisogno di avere tutte le premesse per essere abitato, quindi l'inagibilità è stata firmata stamattina dall'ufficio tecnico e dovranno comunque rendere possibile l'impianto elettrico e la sanificazione di tutti i muri. Ecco, tutto questo è capitato ieri intorno alle 21, le prime fiamme, l'arrivo immediato dei vigili del fuoco, lei era subito sul posto. Quanto è andata avanti e soprattutto nella notte avete trovato soluzione per tutte le famiglie che sono state comunque sgomberate per tutta la notte per sicurezza? Sì, allora io sono arrivato intorno alle 21.05, sono stato avvertito dai vigili del fuoco, le famiglie sgomberate sono state 4, 8 sono i residenti, di cui uno non ha avuto bisogno delle cure del medico. Sono stati tutti, hanno trovato tutti sistemazione da parenti. Io mi ero mosso per trovare una struttura qualora non ci fosse la possibilità di ospitare da parenti o familiari le persone, non è stato necessario e le operazioni sono
sono durate fino a mezzanotte e mezza. Insomma. Ecco appunto, comunque tutto rientrato, questa mattina noi siamo andati a vedere, abbiamo trovato le persone che stavano ripulendo gli appartamenti, più che altro c'era molto fumo all'interno, per cui è stata una questione proprio di salubrità, però la situazione qui sta rientrando. Va detto che è un incendio a poca distanza da quello che è capitato nel 2022, che insomma era anche ben peggiore. Beh, diciamo che siamo stati testimoni sia io che Lucio di quell'incendio, quindi quando mi hanno chiamato e mi hanno detto che aveva preso fuoco un appartamento, una palazzina, ho temuto il peggio come appunto 2 anni fa. Ecco, 2 anni fa era tutto un sottotetto, diversi appartamenti, e la cosa poi è andata avanti anche parecchio, perché quando parte dal sottotetto sono veramente guai. Qui invece per fortuna è circoscritto a una stanza di fatto. Esatto, anche perché quell'incendio del 2022 è durato quasi un anno, la sanificazione di tutto lo stabile, quindi qui siamo stati fortunati soprattutto perché non ci sono stati feriti e insomma la cosa si è risolta in 5-6 ore insomma. Grazie Sindaco, io adesso lancio però l'unica azienda che questa mattina ha chiuso per una questione di controllo, che è l'Agricansiglio, che ha un negozio subito sotto. Sentiamo appunto il responsabile della latteria di Soligo, ovvero Cristian Roldo, che tra l'altro è anche sindaco di Sedico, cosa ci ha detto, e poi linea allo studio. Voi oggi siete chiusi per problemi tecnici, ma cosa è successo? Ieri sera c'è stato un incendio sull'appartamento sopra il nostro negozio e con l'intervento dei vigili del fuoco che aveva lo scopo di appunto spegnere l'incendio è scesa acqua sul nostro negozio nelle canalette. Questa mattina stiamo verificando, stiamo contando un po' i danni e stiamo mettendo in sicurezza la parte elettrica. Quindi praticamente tutti i frigoriferi fermi? No, i frigoriferi no, ma la parte elettrica e la parte dei condizionatori, tutti i nostri prodotti sono al sicuro. Questa è la serata dunque vissuta a Fontane di Villorba. Grazie Lucio Zanato, grazie a te e ovviamente anche al sindaco di Villorba Francesco Soligo. Io vi ricordo la notizia del giorno, questa tragedia in montagna sulla Marmolada, versante bellunese, versante veneto, a perdere la vita 2 alpinisti trevigiani, uno certamente di Asolo. Chiaramente stiamo raccogliendo tutte le notizie. Il recupero è terminato da poco, così titola al momento anche Treviso Today: precipitano nel vuoto 2 alpinisti trevigiani morti sulla Marmolada, ma torneremo sicuramente a collegarci con il nostro Stefano Bozzi dalla redazione di Belluno. La vedo pronta invece da Camisano Vicentino per la cronaca sindacale la nostra Monica Smiderle. Ci sono tensioni, c'è preoccupazione alla Ital Gelato. Che cosa sta succedendo, Monica? Buongiorno. Sì, buongiorno a te Cristian, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, mi trovo a Camisano Vicentino di fronte alla sede dell'Ital Gelato, con me Giacomo Parolo della Fly CGL e Arianna Salarolo della CGL Filcams. Che cosa sta succedendo? L'azienda mercoledì scorso in maniera informale ha annunciato ai propri lavoratori di voler chiudere i battenti. L'ufficialità della notizia è arrivata il 29 di agosto, una vera e propria doccia fredda per i 40 lavoratori che prestano attività all'interno di questo stabilimento. Una doccia fredda perché l'azienda qualche settimana prima aveva addirittura annunciato di voler aumentare i turni, di essere in crescita, aveva fatto delle promesse. Dunque, Anna Salarolo, che cosa sta succedendo all'interno dell'Ital Gelato? Sta succedendo un qualcosa di anomalo, perché ci sono gli ammortizzatori sociali. L'azienda aveva tutte le possibilità e le capacità anche di interloquire con noi per poter aprire un tavolo, per dare una sicurezza e un futuro a questi lavoratori, almeno nel tempo prossimo. E invece non c'è dialogo, non ci hanno voluto ascoltare, addirittura sono usciti con i lavoratori dicendo che dopo aver avvisato loro che sarebbe chiuso lo stabilimento, che la colpa è stata nostra perché hanno chiamato i sindacati. Noi siamo qua per tutelare tutti i lavoratori, sia quelli diretti che quelli indiretti, che sono quelli che subiscono le decisioni di Ital Gelato. Non dimentichiamocelo questo.
È in corso in questi minuti un incontro tra le rappresentanze sindacali e la proprietà dell'azienda. Giacomo Parolo è uscito appunto per prestarsi per questo collegamento e per raccontarci quello che sta accadendo al tavolo. Bene, al tavolo ci sono i compagni della CGIL, me compreso col dottor Montanini del gruppo Acta, non pervenuto nessun socio di Italpizza e Italgelato. E la trattativa va avanti, l'azienda continua a sostenere la tesi del dover chiudere perché non ci sono margini di miglioramento, non possono investire perché comunque sarebbero in perdita. Noi stiamo dimostrando con concretezza e con i fatti che c'è la possibilità, ci sono le alternative, non there is not alternative. Detto questo, il mercato del gelato entro il 2025-2030 sarà in un'ulteriore crescita del 30% per ciò che riguarda anche le GDO. Abbiamo anche allertato la Regione Veneto con l'unità di crisi, ma al momento non abbiamo responso da parte dell'azienda, che continua a parlare solo e soltanto di 18 lavoratori da collocare un po' qua e un po' là nelle varie aziende. 18 dipendenti quindi? Sì, 18 dipendenti diretti, coinvolti proprio dalla procedura di licenziamento collettivo, e non tiene in considerazione minimamente le altre famiglie, parliamo di 40 persone complessivamente. Si tratta di lavoratori di cooperative interinali? Cooperative interinali e diretti. L'azienda continua a far muro e chiede a chi eventualmente volesse, ne ha la facoltà, di trasferirsi a Mantova o Modena. Perché la volontà sarebbe quella della proprietà naturalmente di chiudere questo stabilimento e di trasferire tutti in un'altra sede a Mantova. A Mantova, dove anche loro sono consci, consapevoli, e lo hanno anche affermato al tavolo della trattativa, non hanno la possibilità di coprire ciò che veniva prodotto in questo stabilimento. Che cosa non va in questo stabilimento secondo la proprietà? Ma secondo la proprietà c'è troppo scarto, gli investimenti non hanno prodotto gli introiti che loro credevano, hanno perso dei clienti a causa degli audit, e come abbiamo dimostrato al tavolo e abbiamo rimarcato, questa è una responsabilità di chi fa società, non può ricadere sui lavoratori una responsabilità simile. È ora di rimboccarsi le maniche e trovare delle soluzioni assieme. Arianna, che cosa chiedete alla proprietà di Italgelato? Intanto di presentarsi ai tavoli. Questa è la prima cosa che chiediamo, perché non riusciamo se no a fare un dialogo. Il fatto di non esserci ci dà proprio il pensiero che non hanno nessuna intenzione. La nostra richiesta è quella che prendano in mano, come ha detto il compagno Giacomo, che prenda in mano la situazione e inizino a fare l'impresa come deve essere. Intanto va avanti il presidio permanente. Il presidio permanente finché non ci sarà un'apertura e una decisione che metterà in sicurezza, ripeto, tutti i lavoratori diretti, quelli delle cooperative e gli interinali, noi saremo qui. Cristian da Camisano Vicentino, se non ci sono altre domande, insomma, restituisco la linea. Monica, ti ringrazio davvero, grazie a te Cristian Roccalende per la parte tecnica. Così dunque a Camisano Vicentino, io vi ripeto la notizia con la quale abbiamo aperto: sono stati recuperati da Falco 2 i corpi senza vita di 2 alpinisti trevigiani precipitati già ieri dalla parete sud della Marmolada, dove stavano scalando la via Don Chisciotte. Ieri sera verso le 23:20 il soccorso alpino della Valla Pettorina è stato attivato dalla centrale del SUEM, allertata dalla moglie di uno dei due, a cui aveva mandato un messaggio senza ricevere risposta attorno alle 14. Ritrovate le macchine, una parcheggiata a Malga Ciapela, da dove erano saliti al rifugio Falier, e una in Fedaia, dove sarebbero arrivati scendendo dal ghiacciaio una volta completata la via. I soccorritori sono saliti fino a Malga Ombretta a sud e lungo il ghiacciaio sulla versante nord per vedere se i 2 scalatori fossero in ritardo. Non trovandoli, alle 5:30 questa mattina una squadra è salita al rifugio Falier per osservare la parete con il binocolo senza vederli. Da Belluno è quindi decollato Falco 2, che si è diretto subito sui ghiaioni alla base della parete, rinvenendo purtroppo i corpi senza vita di questi 2 trevigiani. Constatato il decesso, le salme sono state recuperate e trasportate alla cella mortuaria di Rocca Pietore. Dalle prime informazioni, i 2 alpinisti che erano partiti ieri, come ci raccontava Stefano Bozzi, dal rifugio Faliera per attaccare la via, potrebbero essere precipitati già sui primi tiri.
Quindi queste le immagini che vedete dalla Marmolada, l'ennesima tragedia in montagna, a perdere la vita questi 2 uomini trevigiani. Al momento non vi possiamo e non vi vogliamo dare ancora l'identità perché appunto non tutti i familiari a quanto pare sono stati avvisati. E noi andiamo avanti con la cronaca che ci porta sulle strade del Veneto, in particolare la statale Romea, per l'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 4:45 per un camion che trasportava barbabietole che si è ribaltato. L'autista è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono corsi da Mestre con un'autopompa e un autogru, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto l'autista, rimasto incastrato tra le lamiere. L'uomo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 sul posto, la polizia locale per l'accertamento sulle cause del sinistro e per la gestione della viabilità. Il tratto interessato dall'incidente è ancora chiuso al traffico per consentire la rimozione del mezzo da parte di una ditta privata e la messa in sicurezza della sede stradale. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato poco prima delle 7, ma appunto i disagi al traffico si sono protratti. Allora, noi adesso abbiamo diversi collegamenti in ballo, vi parleremo di sanità d'eccellenza, andremo a Vicenza, ma vi parleremo anche dei problemi della sanità, soprattutto dell'assistenza, e per questo andremo a Padova e ancora la protesta, una protesta molto forte che sta montando nel veneziano. Insomma, abbiamo tanto da raccontarvi, però con la cronaca andiamo a Padova per parlarvi di un truffatore seriale specializzato nel raggiro di anziani. Professione truffatore di anziani, 21 anni, appena una lunga sfilza di colpi alle spalle, tutti ai danni di persone over 80 ragginate con la classica tecnica del finto carabiniere. Un 21enne napoletano, Fabio Buonavoglio, andrà finalmente a processo per tutte le truffe messe in atto in tutta Italia, compresa Padova, negli ultimi 2 anni. Il giovane è finito in un'inchiesta della Procura Euganea dopo 3 denunce fatte da altrettante vittime. A gennaio comparirà davanti al giudice monocratico. Gli episodi padovani risalgono allo scorso novembre. Le vittime truffate a distanza di pochi giorni una dall'altra sono una 93enne e un 80enne residente in centro a Padova, entrambe chiamate dal falso carabiniere che le avvisava che le figlie erano coinvolte in un grave incidente e avevano bisogno di denaro per evitare il carcere. L'ultima truffa a gennaio di quest'anno a Vigo d'Arzare, vittima un anziano che ha consegnato 3.000 euro al 21enne che si era presentato a casa sua come agente della questura. Il giovane campano è finito anche in un'indagine della Procura di Roma, sempre per truffe analoghe a quelle commesse a Padova. Stanno confluendo ovviamente tutti gli aggiornamenti sulla tragedia della Marmolada. Fra poco dovrei essere in grado di darvi ulteriori dettagli. Prima però ci colleghiamo con Edi Caliman e Nicoletta Rizzetto. Ritorniamo a parlare di scuola, un avvio di anno scolastico che si prospetta difficile. Tanti, come sapete, sono i problemi, uno su tutti quello del disagio giovanile, delle baby gang, ma fa il punto per noi, con noi, la nostra Edi Caliman. Buongiorno Edi. Cristian, buongiorno. Come hai detto tu, torniamo a parlare di baby gang, di disagio giovanile, soprattutto con me. Siamo all'interno di una scuola dell'infanzia qui a Treviso. Presento la presidente FISM Simonetta Rubinato perché per cercare di prevenire e contrastare questi fenomeni di proprio di questa notte la notizia nel Montebellunese che dei ragazzini, dei baby vandali si sono arrampicati sulla scuola, sopra una scuola a Montebelluna. Torniamo a parlare di giovani, torniamo a parlare di disagio giovanile. Appunto ho presentato Simonetta Rubinato perché FISM sta mettendo in campo dei progetti per cercare di prevenire e aiutare soprattutto i genitori a capire i ragazzi e a intercettare un possibile disagio affinché questi fenomeni possano non verificarsi più. Dei progetti, dei corsi proprio di formazione per i genitori. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per lo spazio che ci permette di presentare la
della nostra iniziativa, che è dentro una più ampia progettualità della Regione Veneto, un bando che è intitolato I primi 1000 giorni. Le neuroscienze ormai hanno assodato che per costruire le fondamenta della personalità di ciascuna persona sono fondamentali i primi 1000 giorni, di cui l'investimento della Regione in formazione sul supporto alla genitorialità, proprio perché la prima fase di percorso di vita del bambino diventa fondamentale per la prevenzione, come ha detto lei, rispetto alla fase adolescenziale, che è quella in cui purtroppo accadono questi fenomeni che ci stanno molto, come dire, coinvolgendo e anche colpendo. Quindi è il momento giusto forse per investire su questo. Di che si tratta? FISM è l'associazione della rete delle scuole del territorio di Treviso, dell'infanzia e dei nidi integrati, quindi accogliamo quest'anno circa 15.000 bambini, anche quest'anno, da 3 mesi a 6 anni. Cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di mettere a disposizione delle comunità le competenze che le nostre educatrici, coordinatrici e docenti hanno anche nel rapporto rispetto ai genitori, mettendoci in gioco per essere anche noi partner operativo insieme ad altri per accompagnare i genitori nell'essere genitori consapevoli che accompagnano i loro figli nella crescita nei primi 3 anni di vita affinché poi i ragazzi nel momento dell'adolescenza acquistino la loro autonomia, anche con un distacco che è necessario dalla dipendenza dai genitori, ma nel modo corretto e non nel modo drammatico che purtroppo leggiamo nella cronaca. Quanti corsi e quando si struttureranno, come saranno strutturati? Allora, sono 63 edizioni rivolte a genitori che o lo diventeranno, quindi stanno aspettando un bambino ancora, e che poi hanno bambini fino ai primi 1000 giorni di vita. Questa è la fascia a cui è indirizzato. Il titolo è Genitori si diventa, una palestra per crescere insieme. 63 edizioni, ogni edizione 4 incontri di 2 ore l'una, in cui le nostre docenti e coordinatrici condivideranno come dire, la difficoltà e la meraviglia del mestiere di fare il genitore in quella fase di età, anche con indicazioni operative, e quindi potremo coinvolgere gruppi. I gruppi saranno piccoli, di genitori, al massimo 10 genitori per gruppo, e quindi speriamo di poter coinvolgere almeno 600 genitori della provincia di Treviso. Non siamo gli unici partner operativi, ma cerchiamo di fare la nostra parte anche mettendo a disposizione le nostre strutture. Insomma, corsi di formazione per gli insegnanti e coordinatori che sono già iniziati. Abbiamo una veloce testimonianza della direttrice della scuola dell'infanzia Cristo Re. Sono stati 4 giorni intensi. Cosa avete fatto in questi 4 giorni come coordinatrici che andranno poi a formare questi genitori? Certo, in questi 4 giorni abbiamo avuto un'esperienza molto molto importante per noi con il professor Mario Becciu e la professoressa Narita Colasanti, che in 4 giorni ci hanno aiutato prima di tutto a comprendere il nostro importante ruolo che abbiamo nella scuola dello 0-6 anni, nidi e scuole dell'infanzia, ma soprattutto ci hanno preparato a proporre questi percorsi che faremo nelle sedi delle nostre scuole, qui come diceva la nostra Presidente, ed è proprio l'obiettivo è quello di aiutare i genitori a essere capaci di accettarsi, di essere capaci di accogliere i propri limiti, non preoccuparsi di sbagliare, non avere ansie di prestazione, ma serenamente, giorno dopo giorno, vivere con i loro bambini, cercando di stare con i bambini in relazione. È quello che anche nelle nostre scuole cerchiamo ogni giorno di dare come terreno fertile per fare in modo che questi genitori e questi bambini possano tra loro tessere belle relazioni sane, serene e gioiose. Infatti, Christian, questo è l'obiettivo principale di questi corsi di formazione, perché prima ci dicevano che bambini sani crescono grazie a genitori sani che stanno bene psicologicamente parlando, giusto? Giusto. E così noi ti salutiamo, Christian, questa è l'iniziativa. Se non hai domande, con Nicoletta Rizzetto ti restituiamo la linea. Ti ringrazio, Edi, grazie a te, alle tue ospiti, a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Noi ritorniamo alla cronaca fra pochissimo, ci ricollegheremo anche con Stefano Bozzi da Belluno per la tragedia in Marmolada costata la vita a 2 alpinisti trevigiani. Vi dicevo, la cronaca a est, momenti di paura in un bar dove un ubriaco ha minacciato di morte il barista con una catena e poi ha aggredito, anche come se non bastasse, i carabinieri.
Armato di catena stava minacciando un barista e i clienti di un locale di Est. Un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri 2 sere fa dopo aver seminato il panico. Il 54enne, già noto alle forze dell'ordine, visibilmente ubriaco, ha dato in escandescenza per futili motivi e ha cominciato a brandire una catena gommata, minacciando chiunque si trovasse a tiro. I clienti del bar, spaventati, hanno allertato i carabinieri e l'uomo si è così allontanato, tornando poco dopo per continuare la lite con un 55enne che si trovava ancora all'interno del bar. Il tutto sotto gli occhi dei militari, che hanno tentato di fermarlo, venendo a loro volta aggrediti rabbiosamente con calci, pugni e morsi. Alla fine l'uomo è stato bloccato e portato in caserma, dove ha continuato nella sua furia distruttiva, danneggiando porte e stanze. 2 carabinieri hanno riportato botte e lesioni guaribili in qualche giorno. Il 54enne alla fine è stato portato in camera di sicurezza e arrestato per resistenze e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Torniamo da Stefano Bozzi, la tragedia in Marmolada. Stefano, buongiorno di nuovo. Prima dicevo appunto che prima di dare i nomi non solo facciamo tutte le verifiche del caso, ma aspettiamo anche che i familiari e le persone più vicine siano avvisate. Questa per una questione di etica, ma di umanità. Adesso siamo in grado, appunto, possiamo dare questi nomi e aggiungere ulteriori dettagli a questa tragedia immane. Stefano. Sì, Cristian, allora sono stati resi i nomi dei 2 alpinisti. Si tratta di Francesco Favilli, 43 anni, originario di Venezia e residente ad Asolo, e Filippo Zanin, 36 anni, non conosco ancora la provenienza, ma dovrebbe comunque trattarsi di una persona proveniente dal Trevigiano, e da quello che sembra entrambi erano dei lavoratori per una nota azienda di equipaggiamento sportivo da montagna, e quindi probabilmente 2 persone chiaramente del settore, perché comunque vista la difficoltà della scalata, come abbiamo detto già nel collegamento precedente, sicuramente non è un percorso che può essere affrontato da parte di sprovveduti. Quindi li ripetiamo: Francesco Favilli, 43 anni, e Filippo Zanin, 36 anni. Queste le 2 identità dei 2 alpinisti. Ecco Stefano, quindi parliamo di 2 esperti anche proprio per la loro professione, quindi lavoravano in una ditta che si occupa di equipaggiamento sportivo, e ti chiedo anche, appunto tu che sei esperto di montagna, che tipo di equipaggiamento serve per affrontare questo genere di pareti? Ma chiaramente per la parete dipende innanzitutto ci sono vengono chiamati un po' artifici che vengono innestati nelle pareti, a volte per le soste, perché chiaramente le corde non sono in grado di coprire distanze di 1 chilometro come nel caso della Marmolada, e quindi vengono organizzate delle soste ogni qualche decina di metri per consentire agli scalatori di muoversi in sicurezza, e nelle pareti più facili vengono anche inseriti i cosiddetti spit, che sono dei chiodi che vengono inseriti con il trapano all'interno della parete. Non è il caso della Marmolada, che invece è un'arrampicata più, in gergo tecnico viene definita più da puristi, e l'equipaggiamento chiaramente, oltre all'imbrago, il caschetto e le scarpette da arrampicata, è fatto di tutta una serie di materiali che servono per assicurare gli scalatori lungo la salita. Si tratta di dei ferri che vengono inseriti nelle fessure della roccia, o addirittura dei chiodi che vengono piantati nella parete con il martello. Chiaramente la prima regola dell'alpinismo è che non bisogna cadere. Tutto quello che è il processo di messa in sicurezza e tutte le misure che vengono prese, la conoscenza tecnica delle corde, tutto quanto serve nel malaugurato caso in cui si verifichi una caduta, ma la prima regola è che non bisogna cadere, perché essendo protezioni che vengono messe sul momento da parte degli alpinisti, non c'è nessuna garanzia che possano reggere il peso di una caduta. Poi chiaramente la montagna sappiamo bene non perdona, e chiunque la affronta lo ben sa, perché veramente le dimensioni della montagna e il contesto montano sono semplicemente più grandi di quella che è
la vita di una persona e la struttura fisica di una persona, può essere caduto un sasso, può essere successa veramente qualsiasi cosa, quindi per ora non sappiamo che cosa sia accaduto, se non che parrebbe che, avendo rinvenuto i corpi alla base della parete, potrebbero essere caduti proprio nei primi tiri, se non addirittura al primo o secondo tiro. Ecco, la Tribuna di Treviso proprio in questo momento pubblica anche le foto delle due vittime, Francesco Favilli e Filippo Zanini. Parla la Tribuna di due manager appunto trevigiani, come ci riferiva il nostro Stefano Bozzi, quindi due lavoratori esperti nel campo dell'equipaggiamento sportivo, quindi questo il volto delle due vittime appunto della Marmolada. Stefano, dicevamo durante il primo collegamento, è stata una estate molto difficile, forse una delle più difficili per i soccorritori. Diciamo che la montagna in questo periodo anche estivo, con l'aumento delle temperature nella pianura che cominciano a diventare veramente insostenibili, chiama sempre più afflussi di persone e di turisti. Chiaramente non è il caso di questi due alpinisti, ma resta il fatto che la montagna è molto più congestionata, e lo è sempre di più. Si è arrivati a parlare di overtourism e anche il presidente Zaia è intervenuto sulla questione con l'ipotesi di contingentare gli accessi alle zone più frequentate, perché si tratta di una vera e propria invasione di turisti. Facile a capirsi, anche vista la bellezza del territorio delle Dolomiti, unico al mondo, che richiama turisti italiani e stranieri di insomma un po' tutte le provenienze, e chiaramente, come dicevi tu, è un afflusso di persone che ha anche caricato molto il lavoro dei soccorritori del soccorso alpino, che sono un po' gli angeli della montagna, che vengono a salvare chiunque ne abbia necessità, veramente in qualsiasi luogo. È certo che questa è stata un'estate segnata purtroppo dai fatti di cronaca nera, tantissimi i decessi sia tra gli scalatori che tra gli escursionisti che tra i ciclisti, anche con il grande aumento della presenza delle due ruote in montagna, per cui da un lato si parla anche di grandi numeri, nel senso che con milioni di presenze certo, è anche più probabile che si verifichino gli incidenti. Dall'altro è bene sapere che la montagna va affrontata con preparazione e non ci si può improvvisare. Come sempre una sommatoria di fattori. Io ti ringrazio davvero, Stefano, chiaramente torneremo a ricollegarci con te anche nel proseguo di questa prima edizione. Ti ringrazio per il tuo lavoro. Grazie Stefano Bozzi dalla redazione di Belluno. E noi appunto, stando sempre attenti, vigili sulla tragedia della Marmolada, ci spostiamo adesso nel veneziano dalla nostra Ilaria Marchiori per una protesta che sta prendendo corpo proprio in questi minuti. Ilaria Marchiori con Alberto Pivetta, buongiorno. Sì, buongiorno a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Favaro Veneto, nelle vicinanze delle campagne di Cassolaro, dove dovrebbe sorgere questo impianto agrivoltaico. Allora, vedete bene cosa dice questo striscione: no agrivoltaico sui terreni agricoli. Stiamo parlando di 18 ettari, stiamo parlando di una manifestazione che esprimerà tutta la sua contrarietà e che si svolgerà proprio sabato 7 settembre a partire dalle 10, proprio dal punto incriminato, per poi arrivare qui in piazza a Favaro. Ecco perché ci siamo ritrovati qui con i nostri ospiti. Allora, innanzitutto partiamo con Roberto Vivian del Comitato Cassolaro. Benvenuto Roberto. In velocità, prima di parlare della manifestazione di sabato, spieghiamo che cosa significa agrivoltaico a chi non lo sapesse. Allora, l'agrivoltaico non è altro che il fotovoltaico, per cui i pannelli, ok, che invece di essere posti sul terreno, che non possono essere più posti in quanto il decreto di luglio vieta assolutamente che i pannelli fotovoltaici vengano messi a terra, vengono messi
posizionati attraverso delle strutture sopraelevate. Questo dovrebbe consentire, secondo quanto gli esperti hanno elaborato, la possibilità di continuare a lavorare questi terreni, ma così non è, perché è indubbio che forse chi ha elaborato questo piano non ha ben chiaro che i trattori e le trattrici agricole o le mietitrebbie o comunque i mezzi che oggi ci sono per lavorare poi anche una quantità come questa, per cui 18 ettari, sono alti ben 10 metri e io voglio vedere se qualcuno andrà a posizionare i pannelli a 10 metri di altezza, con tutto ciò che ne deriva, per cui manutenzione, pulizia e quant'altro, e considerando che poi posizionare dei pannelli a 10 metri di altezza con una struttura vuol dire avere dei plinti che vanno sotto il terreno, per cui ulteriore inquinamento, ulteriori problematiche da gestire che vanno a ledere il terreno, per cui... Sì, non è una cosa da poco sicuramente. Voi è da tempo che cercate di opporvi a questa operazione proprio lungo questi 18 ettari. Questa manifestazione si svolgerà sabato e voi invitate e vi augurate anche che arrivi il sindaco perché gli lanciate un messaggio. Senza dubbio, noi speriamo che il sindaco Brugnaro, che ci ha già dato parere favorevole esprimendo il suo appoggio come città metropolitana e chiaramente ha detto che cercherà di combattere questo progetto, speriamo che arrivi anche lui e che ci permetta in qualche modo di andare a discutere con lui e fare in modo che quest'area che è destinata e soprattutto anche la centrale elettrica che dovrà essere realizzata non venga realizzata in quell'area, perché effettivamente quell'area è vicina a delle abitazioni, parliamo di 7 metri dalle abitazioni, e può creare tutta una serie di disagi, nonché la svalutazione delle abitazioni. Ci sono molti altri posti, molti altri siti dove questi progetti possono essere fatti. Noi non siamo contro il green, non siamo contro l'energia pulita, ma siamo contro il fatto che non vengano valutate le aree in cui vengono posti questo tipo di impianti. Ecco, l'appello al sindaco Brugnaro è chiaro. Ora ci spostiamo con un altro membro del comitato, Elettra Vivian. Dicevamo da tempo voi vi opponete alla realizzazione di questo impianto. Tra l'altro l'impianto che dovrebbe essere realizzato con fondi PNRR. Certo, fondi PNRR su dei terreni dove stanno verificando che sembrano ci siano già stati i fondi per il bosco, quindi fondi su fondi, e parliamo di terreni agricoli di pregio dove in questo momento agricoltori stanno coltivando i terreni e pagati poi questi fondi a delle multinazionali che faranno speculazione, quindi il territorio non ha nessun interesse a sviluppare questo tipo di impianti, anzi ha interesse eventualmente di sviluppare le comunità energetiche, che significa lavorare sui tetti delle case e su un sistema diverso di cambiamento del green, se si vuole parlare proprio di nuova cultura verso questi sistemi di fotovoltaico. E quindi noi auspichiamo che ci sia da Cassolaro verso il centro proprio un cambiamento culturale verso questo tipo di impianti. Grazie. Allora ringraziamo i membri del comitato Cassolaro, alcuni dei membri, Elettra e Roberto Vivian, qui da Favaro Veneto. Restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie a te e ai tuoi ospiti, Alberto Pivetta per la parte tecnica, così aggiorna anche l'home page il Gazzettino appunto IT appunto sulla tragedia della Marmolada. Filippo Zanin e Francesco Favilli, questi i due giovani uomini morti con ogni probabilità già nella giornata di ieri mentre affrontavano la parete sud dopo essere partiti dal rifugio Faglier. La notizia chiaramente sta raggiungendo le rispettive comunità. Parliamo di due manager trevigiani che lavoravano in una ditta specializzata in equipaggiamento sportivo, quindi con ogni probabilità due alpinisti esperti, come ci ha riferito anche il nostro Stefano Bozzi da Belluno. Torneremo ovviamente su questa tragedia che segna pesantemente la giornata di oggi e segna diverse comunità. Ma adesso ci spostiamo a Vicenza con il nostro Daniele Garbin. Daniele Garbin si trova
all'ospedale vicentino con Simone Squarcina per la parte tecnica, perché ci sono delle importanti e belle novità. Parliamo, Daniele, di una operazione quasi storica, di certo innovativa per la sanità berica e non solo. Sì, buongiorno Cristian, confermo, un saluto a te e ai telespettatori. Siamo proprio all'ospedale San Bortolo di Vicenza, in compagnia con me c'è il professor Alvaro, del direttore della... Buongiorno. Il momento è importante perché in questo momento, da questa eccellenza veneta per quanto riguarda la neurochirurgia, diamo conto di una buonissima notizia, di un caso raro. Diciamo che questo tipo di interventi su una neonata di 2 giorni soli di vita ne succedono 1 o 2 all'anno, vero? Sì. Di che cosa si tratta? Soffriva di spina bifida aperta ed era una patologia che era già nota prima. Il fatto è che è stato anche necessario intervenire perché è nata prematura. Sì, la bambina era affetta da un mielomeningocele, cioè quella che viene detta comunemente spina bifida aperta. Fondamentalmente c'è l'esposizione di midollo spinale attraverso difetti di chiusura della colonna vertebrale e dei tegumenti, quindi compresa della pelle, con un altissimo rischio infettivo, in particolar modo di meningite. Questo richiede un intervento precoce post nascita, possibilmente entro le 48 ore, proprio per ridurre il rischio di meningite e cercare di preservare il più possibile le funzioni neurologiche che potrebbero essere intaccate da questa esposizione del midollo spinale. Ecco, l'ospedale San Bortolo di Vicenza è proprio anche ricco di specialità, di specialisti che all'altezza, professionisti rari che in questo punto si integrano. E quali sono state le specialità e dove era necessario, quali erano i pericoli? Se siamo qui oggi a parlare della buona riuscita dell'intervento è solo grazie all'ottimo ed veramente eccellente lavoro di equipe che è stato fatto, perché sicuramente il trattamento chirurgico ha riguardato noi neurochirurghi, però ci sono risultati fondamentali altre figure, altri specialisti, a partire dai colleghi della chirurgia plastica che hanno permesso di chiudere il difetto cutaneo, dai colleghi della chirurgia pediatrica, e poi vanno menzionati anche i colleghi ginecologi che hanno fatto la diagnosi prenatale, i colleghi della terapia intensiva neonatale. È stato veramente un lavoro difficile di equipe, ma che ha dato i suoi frutti, e secondo me proprio il messaggio che volevamo lanciare oggi è che questa struttura, proprio per le grandi competenze che hanno i diversi specialisti, è in grado di affrontare questa patologia, e questo è un bene che la popolazione di Vicenza, di provincia, insomma, lo sappia. Anche a livello professionale, comunque nel momento di carenza di medici resta comunque un polo d'eccellenza, almeno per quanto riguarda questa specialità. Diciamo allora che Francesca, questo è il nome che è stato dato di Fantasia alla bambina, che tecnicamente l'intervento è stato a luglio, 9 luglio, e pesava neanche 2 kg, 1,9 kg, e tra un po' insomma è già raggiunto in questo decorso che fa ben sperare, ormai siete pronti a dimetterla, no? Pesa 2,3 kg, così. Sì. Il decorso sta andando veramente bene. Proprio questa mattina parlavamo con i colleghi della terapia intensiva neonatale, siamo vicinissimi alla dimissione. Allora tanto la ringraziamo, buon lavoro e tanti grazie saluti. A voi. Ecco. Grazie a voi. E con questo Cristiano restituisco la linea allo studio. Grazie Daniele Garbino, al tuo ospite Simone Squarcina per la parte tecnica, e rimaniamo in ambito sanitario dove ci sono anche però le cattive notizie. Questa mattina a Padova protesta dei sindacati all'esterno dell'ospedale per la possibilità di una nuova gestione degli orari delle sale operatorie e delle radiologie. Sentite cosa hanno detto i lavoratori ai microfoni di Francesco Ratai. Siamo davanti all'ospedale di Padova insieme ad Alfredo Sbucafratta della segreteria CGIL di Padova. Perché siamo qua? Perché c'è in atto una riorganizzazione che a questo punto è emerso non è gradita dai lavoratori, perché va a incidere pesantemente, va a cambiare proprio quello che è il loro ritmo di vita e l'organizzazione familiare. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di una proposta da parte della direzione sanitaria, quindi direzione professioni sanitarie, che vede un confronto in atto con le parti sindacali, quindi anche con funzione pubblica CGIL, in merito a 2 riorganizzazioni, sale operatorie e radiologie. Le sale operatorie vedono un interessamento, una proposta da parte della direzione di cambiare l'orario, quindi di entrata e di uscita, nello specifico del turno pomeridiano, cambiando l'uscita dalle 20 alle 21 e quindi portare un'uscita diversa di quella del personale. E già questo limita, visto la mancanza di infrastrutture.
Sì, diciamo che questo da parte dei lavoratori che abbiamo sentito nelle diverse assemblee ha evidenziato comunque una difficoltà che sia quella logistica di, sia di utilizzo di mezzi che anche nello stesso di uscire proprio più tardi per organizzazione familiare degli stessi lavoratori, e quindi una grande insoddisfazione di quello che è l'aspetto personale lavorativo. Ecco, voi cosa chiedete? Noi chiediamo che questa riorganizzazione non venga messa in atto, in quanto delle 15 sale operatorie, quelle che maggiormente sono interessate, perché poi è la motivazione che ci porta alla direzione per questo cambio di orario, allo slittamento degli interventi chirurgici sono circa 4-5 sale operatorie che vedono un grosso numero di minuti in più effettuati oltre l'orario ordinario, e quindi di fare un intervento micro per queste sale operatorie e vedere quella che è la riorganizzazione e l'impatto, e non farla su tutto, quindi in maniera macro, ma di discutere in primis con i lavoratori che sono veramente interessati da questa riorganizzazione, che su circa 600-650 lavoratori tra infermieri e OS, più della metà ha espresso la non volontà a voler fare questa riorganizzazione. Ma non solo la non volontà, ci ha detto che se verrà messa in atto questa riorganizzazione o si dimetteranno o chiederanno mobilità. Vi dimostro l'home page del Gazzettino.it, 2 alpinisti morti sulla Marmolada, stavano camminando per raggiungere la vetta, l'allarme lanciato dalla moglie di uno di loro è la notizia principale praticamente su tutti i siti, non solo regionali ma anche nazionali, una notizia che sconvolge l'ennesima tragedia in montagna. Tra l'altro ne parleremo fra pochissimo anche con un sindaco che ci sta raggiungendo proprio dalla provincia di Belluno, il sindaco di Arsiè, Ivano Fauro. Le vittime sono Francesco Favigli e Filippo Zanin, li vedete nelle foto chiaramente diffuse dagli organi di stampa in questi minuti dopo l'ufficializzazione e dopo appunto che i familiari, gli amici, la cerchia più stretta delle amicizie è stata chiaramente avvisata su questa tragedia. E noi ritorniamo su un'altra tragedia che ha sconvolto il Friuli Venezia Giulia, la tragedia dell'ultraleggero. Ci sono tutti gli aggiornamenti e tutto il dolore di tante comunità in questo servizio. Sì, la ragazza era a scuola qui a Roveredo, alle medie, e era conosciuta un po' da tutti i ragazzi, una scuola piccola, quindi era conosciuta un po' da tutte le classi. Mia figlia è un anno indietro, però comunque aveva avuto un contatto d'amicizia in questi anni, e anche tutti i suoi compagni. Questa mattina siamo stati avvisati, soprattutto nel gruppo della classe, e i compagni veramente, gli amici sono rimasti veramente molto colpiti da questa tragedia, e come genitori ci sentiamo molto vicini alla famiglia che possa affrontare questo dolore. Si sono svegliate sotto shock le 2 comunità di Reana della Roiale e Roveredo in Piano, i 2 paesi in cui vivevano Simone Fant, 31enne, istruttore di volo, e Alessandra Freschet, 15enne, studentessa del liceo di aeronautica Volta di Udine. I 2 ragazzi che hanno perso la vita nell'aviosuperficie di San Mauro di Premariacco, dove stavano facendo le prime prove di volo presso la scuola di volo dell'associazione sportiva dilettantistica Fly and Joy. Per Alessandra era il primo volo in assoluto e fatalmente è stato anche l'ultimo. A Roveredo si respirava un clima cupo, triste, tremendamente sconvolto dalla notizia della perdita di una giovane ragazza che era sempre col sorriso pieno di energia e che sognava di prendere il brevetto di pilota proprio per fare della sua passione per il volo la sua vita. Non ce l'ha fatta. La mamma Elisa chiaramente non era a lavoro e i colleghi della gelateria e pasticceria Fabris a Roveredo erano sconvolti. Il papà Roberto avrebbe tra l'altro in queste ore proprio dovuto ritirare i libri scolastici per l'anno scolastico 2024-2025. Alessandra lascia anche la sorella maggiore di 17 anni. Adesso bisogna provare a ricostruire cosa sia accaduto in quel maledetto pomeriggio di lunedì 2 settembre.
Probabilmente il forte vento causato da un fronte temporalesco sviluppatosi all'improvviso e nato in Slovenia ha sorpreso Simone, l'istruttore che nonostante la giovane età era esperto di voli con il brevetto preso ufficialmente l'anno scorso. Il tentativo di un atterraggio di emergenza, poi la prova di un nuovo decollo e infine la caduta in mezzo ad un uliveto con l'ultraleggero Fly Synthesis Stork 2.0 che ha preso fuoco. I due giovani erano in qualche modo riusciti ad uscire dal velivolo prima che esplodesse e coscienti erano riusciti a rispondere alle primissime domande dei soccorritori, poi la corsa in ospedale a Udine nel tentativo di salvare le loro vite, tentativo risultato vano, troppo grandi, troppo profonde le ferite e le ustioni che avevano riportato al momento dell'impatto. Intanto la Procura della Repubblica di Udine, raccolte le relazioni dei carabinieri, dei periti, dei vigili del fuoco, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per accertare le cause della tragedia ed eventuali responsabilità. È stata anche disposta l'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni, un'inchiesta che sarà parallela e indipendente da quella della squadra investigativa dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo che ha inviato in Friuli i propri ispettori. L'obiettivo è comune: appurare la verità di come si sia consumata questa immane tragedia. Così dunque in Friuli Venezia Giulia, la tragedia dell'ultraleggero, e noi ritorneremo nel corso di questa prima edizione sui fatti della Marmolada con le due vittime trevigiane. Mi sta raggiungendo in studio anche il sindaco di Arsie, Ivano Fauro. Parleremo di diga del Vanoi, parleremo anche dell'orso che è arrivato fino ad Arsie, quindi nel feltrino occidentale, ma non solo ovviamente, perché daremo spazio anche alle notizie di giornata con il nostro Lorenzo Maier dalla Mostra del Cinema di Venezia. Abbiamo ancora tanto da raccontarvi, a fra poco. Di nuovo in diretta prosegue il nostro racconto di questo difficilissimo mercoledì 4 settembre a nord-est, segnato dalla tragedia della Marmolada. Tutti i siti ne stanno dando conto sia a livello nazionale che locale, così Treviso Today precipitano nel vuoto 2 alpinisti trevigiani morti sulla Marmolada. Ringrazio dalla regia Mattia Pizzaia e Italo Morao. Vi chiedo anche se possiamo rimandare le immagini del nostro Stefano Bozzi che mostrano proprio il luogo della tragedia nella parete sud versante bellunese della Marmolada. Le due vittime sono trevigiane, vi abbiamo dato poco fa anche i nomi. Si tratta di Francesco Favilli e Filippo Zanin, così anche l'apertura del Gazzettino.it online. Vedete anche le immagini, i nomi sono stati ufficializzati ovviamente negli scorsi minuti, nelle scorse ore. Le operazioni di soccorso e di recupero delle salme che si trovano nella cella mortuaria del cimitero di Rocca Pietore. È ovviamente una giornata difficile, siamo in contatto con gli operatori del soccorso e chiaramente vi daremo tutti i dettagli. Quello che si sa è che l'allarme è stato lanciato dalla moglie di uno dei due uomini, entrambi manager d'azienda, un'azienda specializzata tra l'altro in equipaggiamento sportivo. Parliamo, come ci diceva anche il nostro Stefano Bozzi dalla redazione di Belluno, di due alpinisti molto esperti, quindi che stavano affrontando la parete sud della Marmolada, quindi versante bellunese. Insomma, c'è poco altro da aggiungere. Il nostro Lucio Zanato tra l'altro sta raggiungendo anche Asolo. Vedremo se saremo in grado di collegarci nuovamente anche con Lucio, perché chiaramente questa notizia sta piombando su amici, parenti e su delle comunità sconvolte. L'ennesima tragedia in montagna. Vi abbiamo poi raccontato la protesta dei comitati a Marghera, l'incendio vissuto ieri sera, la serata concitata vissuta a Fontane di Villorba, e poi le proteste in ambito sanitario che ci hanno portato all'ospedale di Padova. Nel frattempo mi ha raggiunto, lo saluto e lo ringrazio, il sindaco di Arsie, Ivano Fauro, con il quale parleremo di alcuni temi molto caldi, diga del Vanoi ma anche dell'orso, perché l'orso
ha raggiunto Arsier, che appunto si trova nel Feltrino occidentale, a ridosso tra le province di Belluno e Vicenza, quindi parleremo anche di questo. Però ogni giorno, come sapete, vi raccontiamo anche la mostra del cinema di Venezia con il nostro Lorenzo Maier, che sta intervistando praticamente tutti e anche oggi ha delle vere e proprie primizie. Oggi, tra l'altro, se non sbaglio, Lorenzo, buongiorno, è il grande giorno di Lady Gaga. Certo, buongiorno Cristian, a te e ai nostri telespettatori. Sì, oggi è una delle giornate più attese della mostra, perché dalle 6 di questa mattina davanti al tappeto rosso lungo l'entrazione ci sono già i fan che stanno aspettando l'arrivo di Lady Gaga, che sarà in conferenza stampa qui al Lido, al Palazzo del Casino, intorno alle 13:30. Lady Gaga che viene a Venezia per questo attesissimo film Joker, secondo episodio del film con Michael Phelps, che ricordiamo tutti ha vinto il Leone d'Oro qui a Venezia nel 2019, e poi Michael Phelps, che sarà appunto in questa attesissima conferenza stampa insieme a Lady Gaga, vinse anche l'Oscar come miglior attore. Quindi un grandissimo evento che diciamo catalizza l'attenzione della giornata, oltre al film italiano in concorso, che vede tra i protagonisti anche un attesissimo Pietro Castellitto, Diva Futura, di cui intervisteremo la regista con un'intervista dedicata nel pomeriggio, poi speriamo di potervela fare vedere nei telegiornali di questa sera. Una mostra che non dico cominci a tirare le somme, ma che ha già un solco ben tracciato e che continua comunque quotidianamente a sfornare eventi e film molto attesi. Abbiamo anche avuto l'occasione di intervistare in maniera diciamo così volante Peter Weir, Leone d'Oro alla carriera, e sentite cosa ci ha detto. What do you think about Golden Lion? Oh, it's a wonderful honor. Il Leone d'Oro è un premio meraviglioso. Sono molto felice di essere tornato a Venezia e riceverlo in questa sala, in questo festival tra i più grandi del mondo e in questa città. È un riconoscimento di cui sono molto grato. Di Venezia mi piacciono le opere d'arte, le pitture e tutta la magia di questa città. Barbera sostiene che io sia tra i registi più importanti al mondo. Beh, io non sono così importante. Ecco, quindi è stato molto regista dell'attimo fuggente. Non ti sfugge nessuno. Insomma, quasi nessuno, via, perché c'è davvero le star sono tante e non è facile, soprattutto con gli attori americani, gli registi americani, però insomma ci proviamo e davvero sta regalando importanti sorprese questa mostra, e continuerà a regalarle fino all'ultimo giorno, fino a sabato. E tu continuerai chiaramente a raccontarci tutte queste emozioni dal Lido di Venezia. Grazie Lorenzo Maier, torneremo ovviamente ad aggiornarci nelle prossime edizioni. Grazie Lorenzo. Sindaco Ivano Fauro, buongiorno davvero, è stata una giornata difficile anche sul fronte del traffico, perché ci ha messo parecchio. Sì, c'era un incidente ad Alano, quindi ho dovuto fare una strada alternativa, ma comunque sono arrivato in tempo. La famigerata Feltrina, spesso ne abbiamo parlato in questi giorni, anche d'estate, esodo contro esodo, è stata particolarmente critica. È una strada problematica perché da sempre succedono molti incidenti, è una delle strade che secondo me andranno sistemate, anche dopo l'apertura della Pedemontana il problema si è anche accentuato. Tra l'altro poi parliamo di un nodo molto vicino al ponte di Vidor, sono tematiche che i sindaci della zona, non solo dell'Alto Trevigiano, della fascia pedemontana, ma anche del Feltrino, sono nodi che conoscete bene. Sì, è un problema antico e quindi speriamo che si possa risolvere anche a breve, perché insomma sono tanti anni che chiediamo l'adeguamento di quella strada.
Ecco, quindi è una richiesta quella dell'adeguamento della feltrina che arriva non solo dai sindaci del Trevigiano, abbiamo parlato con Valdobbiadene, con Vidor, con Pederob, tante volte sono stati i nostri ospiti, ma anche dei sindaci del Feltrino, del Basso Feltrino e del Feltrino occidentale, come appunto Arsier, che è uno dei nodi principali, perché se poi sta male la Feltrina il traffico si riversa in Valsugana. Sicuramente, tra l'altro la Valsugana ha altre problematiche, la problematica maggiore è quella del semaforo di Vastagna, anche là sono 50 anni che dovrebbero risolvere questo problema, ancora non è risolto. L'aumento del traffico è dovuto naturalmente anche all'apertura della Pedemontana e quindi è un problema che ogni domenica si ripete e sul quale speriamo si possa intervenire. Ecco, perché poi ricordiamo ad Arsier c'è la galleria di Arsier, se la galleria di Arsier è fuori uso ci sono le scale di Primolano, sì. Insomma che insistono sia in comune di Valbrenta, quindi nel Vicentino, sia appunto in territorio bellunese. Tra l'altro proprio in queste zone le ho in qualche modo anche fotografate al pubblico che è a casa, in queste zone è arrivata una presenza, presenza non so quanto gradita, è arrivato l'orso. Ci mancava l'orso, quindi dopo i lupi è arrivato anche l'orso. Ecco, questo è un esemplare che per fortuna si dice sia di passaggio, è un esemplare che ha fatto dei danni nei comuni limitrofi, naturalmente ne ha fatti anche nel nostro, distruggendo 2 alveari in località Casere, località Duri, località San Vito, e per fortuna se n'è andato al momento. Non è la prima volta che l'orso compare nelle nostre zone, anche nel passato c'erano stati avvistamenti. Per fortuna l'orso fino adesso danni, a parte qualche alveare, non ne ha fatti, però lo sconcerto e la paura che c'è tra le persone, tra le popolazioni, insomma, è abbastanza evidente e palpabile. Anche perché non c'è solo l'orso, ci sono i lupi, insomma, sì, ci sono i lupi, problematica sulla fauna selvatica. Ecco, i lupi purtroppo stanno facendo danni, anche da noi c'è stata una predazione 2 settimane fa, sono state mangiate 5 pecore appena sopra Mellame, e comunque su tutto il territorio bellunese e neanche nel territorio limitrofo di Enego, dell'altopiano di Asiago, le predazioni sono continue. Io penso personalmente che la popolazione di lupi sia aumentata a dismisura e vada prese delle contromisure. Le contromisure, è brutto dirlo, però la popolazione secondo me va tenuta sotto controllo e l'unica maniera per tenerla sotto controllo è la caccia. Quindi, caccia di selezione bisogna che sia fatta. Questo significa che a livello europeo, per quanto riguarda i lupi, deve essere abbassato il livello di protezione? Secondo me sì, perché ormai la popolazione di lupi sta aumentando a dismisura. Nel Feltrino mi sembra che abbiamo quasi 200 lupi, immagini. Nel nostro comune abbiamo 3 branchi fissi, e quindi la popolazione comunque sta aumentando, anche perché il numero di ungulati è aumentato, abbiamo molta fauna selvatica e quindi si sta ripopolando a dismisura. Quindi lei non vede delle soluzioni alternative alla caccia di selezione? Se ci fossero io sarei contento anche di poterle praticare, ma attualmente non ne vedo. La stessa cosa succede secondo me negli orsi nel Trentino, nella Val Rendena 250 orsi o quanti siano. Sono da tenere sotto controllo e penso che l'unico sistema, come tra l'altro fanno anche in Slovenia e in altri stati europei, vengono tenuti sotto controllo con caccia di selezione. La caccia di selezione può essere fatta dai cacciatori ma anche dalle guardie forestali, non è detto che lo devono fare i cacciatori. Ecco, il lupo che continua a fare il lupo sostanzialmente, non solo ad Arsier, non solo in Alpago, nelle scorse settimane ospitavamo anche degli amministratori dell'Alpago, ma anche sull'altopiano di Asiago, che poi insomma sono vicini di casa, e per questo abbiamo un servizio, lo mandiamo in onda, della nostra redazione di Bassano, che fa il punto proprio sulla problematica sull'altopiano dei 7 comuni. Non c'è pace in altopiano e neppure alle pendici delle montagne vicentine, se è per questo. Nei giorni scorsi si sono moltiplicate le predazioni da parte dei lupi ai danni delle malghe dei 7 comuni e si moltiplicano pure gli avvistamenti e le segnalazioni nelle contrade di Marostica. In montagna i selvatici hanno ucciso 2 vacche, una a Cesuna e l'altra a Malgamosche, a 2 passi dal Turcio, in una zona sempre molto frequentata. In precedenza era stato predato anche un capo di una delle malghe della Val Maron, nell'estate più nera per numero di aggressioni agli animali in alpeggio. In collina e in pianura invece sono svariate le segnalazioni di lupi di passaggio, impronte e ululati notturni che inquietano i residenti. Questi sono i fatti, questa è cronaca, Sindaco Fauro. La cronaca la vediamo tutti i giorni, purtroppo, ripeto, l'altopiano di Asiago è forse il più martoriato della nostra regione. Le predazioni sono continue, i malghesi sono disperati perché questa è la situazione. Secondo me bisogna intervenire subito.
Tra l'altro malghe, agricoltori, allevatori sono presenti anche nel Feltrino occidentale, tra l'altro c'è stato un ritorno all'agricoltura, sì, praticata anche da alcuni giovani. Sì, è sempre un peccato dover dire a questi giovani abbandona quello che stai facendo, perché veramente il problema si sta accentuando ed è fuori controllo. E senta, invece per quanto riguarda l'orso, va trattato diversamente rispetto al lupo? Da noi gli orsi, quello che dicevo prima, sono di passaggio per il momento, non abbiamo una comunità di orsi stabili, quindi ci sono dei danni che provoca santuariamente quando vai vicino dove ci sono gli apicoltori, ma attualmente non lo vedo come un problema, ecco, attualmente. L'importante è che venga contenuto in qualche modo, che non sfugga di mano come altri. Che non sfugga di mano come è sfuggito il lupo. Perché poi, tra l'altro, potremmo anche aggiungere tutto il tema dei cinghiali, anche questi sono molto presenti. Sì, anche la popolazione dei cinghiali è molto presente, negli ultimi anni si è un po' ridotta grazie però, bisogna dirlo, all'azione dei cacciatori, perché sono stati cacciati e quindi da questo punto di vista la popolazione dei cinghiali si è ridotta notevolmente. Perché poi negli anni scorsi, proprio nel Feltrino occidentale, mi ricordo Arsier, ma tutta la Valle di Serena, tutta quella zona era stata particolarmente bersagliata. Ma non solo, tra l'altro poi mi sembra che la provincia di Belluno abbiamo quasi 400 incidenti dovuti agli ungolati, agli cinghiali e ai quei altri animali selvatici, quindi una problematica anche stradale da questo punto di vista della sicurezza stradale. Ecco Sindaco, dico al pubblico a casa che fra poco torneremo a collegarci con Stefano Bozzi per la tragedia della Marmolada, ci sono ulteriori aggiornamenti, però con lei volevo affrontare altri temi di stretta attualità, approfittare della sua presenza, insomma, che si è fatto più di 2 ore di macchina per raggiungerci qui in studio. C'è un tema caldissimo che riguarda più territori, riguarda il Feltrino occidentale, la provincia di Belluno, la valle di Primiero e poi tutta la Valsugana. Parliamo della diga del Vanoi, di questo mega progetto che insomma tanti non vogliono, ma che sta di fatto andando avanti. Sì, qual è la sua posizione? È una storia antica. Della diga del Vanoi si è cominciato a parlare una quindicina di anni fa, naturalmente la richiesta veniva dal consorzio di Cittadella, la problematica la conoscevo, ero contrario allora, si immagina che sono contrario adesso. È una diga che secondo me non serve forse alla pianura per avere più acqua. Beh, non è l'unico metodo perché la pianura possa avere più acqua. L'escavazione del nostro lago sarebbe un sistema molto efficace, dopo 70 anni il nostro lago è quasi per la metà invaso dai detriti, scavandolo sicuramente si recupererebbe più acqua. Dopo pensare di fare una diga dove tutta la provincia di Belluno, la provincia di Trento compresa, è contraria, la vedo una cosa molto difficile, la vedo una cosa distante e inattuabile, quindi non capisco perché ci sia ancora questo accanimento per provare a costruire una diga. Io penso che il bellunese in questi anni con le dighe abbia già dato. E lei ne sa qualcosa? Noi ne sappiamo qualcosa, noi abbiamo avuto un danno ambientale notevole, parlo di 70 anni fa quando è stata costruita la diga, stiamo ancora subendo le conseguenze, abbiamo avuto uno spopolamento, abbiamo avuto parti del territorio che non sono più tornate come erano e quindi i disagi continuano, anche perché poi non è solo la diga, se bastasse la diga, è il prelievo di acqua continuo che noi ci danneggia, non tanto magari quello del consorzio che in questi anni con il quale abbiamo avuto dei rapporti anche buoni, ma mi penso alla laminazione delle piene in questi giorni, non solo sul nostro lago, anche sugli altri laghi del Bellunese, sta abbassando il nostro di 16 metri, gli altri... È il tema che ritorna a ogni fine estate. Ogni fine estate. E anche perché è un tema di attualità, perché noi abbiamo sempre chiesto di spostare questa laminazione, perché non è detto che poi adesso l'alluvione venga a ottobre. Il clima è cambiato, l'alluvione può venire anche a marzo, può venire su una morbida primaverile. Quindi noi diciamo perlomeno spostiamo ancora questo termine, portiamolo al 1° ottobre, perché attualmente quest'anno poi è stata una stagione bellissima dal punto di vista turistico, i turisti adesso sono ancora presenti, però il lago è già sotto i 12 metri. E non è una bella fotografia. Il sindaco Fauro sta parlando, lo dico sempre a beneficio del pubblico a casa, del lago del Corlo, del lago di Arsier, insomma è denominato in vari modi, è sempre più frequentato, il turismo è internazionale, turismo dall'Olanda, dal nord Europa, però vive la problematica che vivono tanti specchi d'acqua bellunesi, tra cui appunto il lago di Santa Croce, il lago dell'Alpago, quindi il fatto di ritrovarsi nel bel mezzo di una stagione ancora in essere con un calo notevole, dopodiché non è solo il calo, poi con tutte le conseguenze del caso, ecco.
Tra l'altro Ivano Fauro dice una cosa interessante, no? Perché non c'è solo la pars destruens, cioè il territorio dice no alla diga del Vanoi, però offre anche un'alternativa, e l'alternativa starebbe proprio sul lago del Corlo. Sicuramente. Da quanti anni è, sindaco, che si parla di dragare il lago del Corlo? Quasi, penso una quindicina d'anni. Una quindicina d'anni sono stati fatti anche altri interventi, per esempio mi riferisco all'Audi Alleghe, sono interventi che poi portano a una maggiore capacità del lago, e quindi sono interventi che secondo me la Regione Veneto dovrebbe caldeggiare e non caldeggiare altri interventi che sono al giorno d'oggi inattuabili. Quindi recuperare spazio, diciamo così, capacità di invaso sul lago, che c'è già il lago del Corlo, e avere magari un'attenzione diversa sulla tematica dei livelli. Sì, questo senz'altro. Perché parliamo tanto di cambiamenti climatici, quindi magari adeguare gli strumenti. Sì, noi non è che anche. chiediamo di eliminare la laminazione delle piene, diciamo la spostiamo un po' più avanti, perlomeno che fino al 20 di settembre si possa avere un livello del lago decente. Poi nell'emergenza la riconosciamo tutti, l'emergenza è l'emergenza per tutti. Tra l'altro una stagione turistica che è andata bene, mi pare. È andata molto bene, le presenze sono state numerose sul nostro territorio, dopo il Covid queste presenze sono sempre aumentate, poi adesso cercheremo anche di sviluppare qualche altra tematica, per esempio sulla sentieristica e su alcuni aspetti del nostro territorio. Comunque diciamo, mi pare che lei dica un super no alla Liga del Vanoi. Sì, ma non da adesso, da sempre, quindi, ma penso che tutta la provincia dica no, abbia già detto no, ma l'altra cosa interessante è che il Trentino, dove si dovrebbe fare la Liga, da sempre è contrario, quindi non vedo le strade e non vedo neanche questo accanimento. Ecco. Però allora chi è che lo vuole con tutta questa sicuramente forza? Il Consorzio, che è una lobby molto forte, e capisco anche l'esigenza del Consorzio di avere acqua, però penso che il Bellunese in questo senso abbia già dato. Abbia già dato, in particolare tutto il sistema idrico del Feltrino occidentale, appunto, che insiste sul torrente Cismonda. Certo, no? senza avere benefici tra l'altro. Ecco. Perché, non abbiamo avuto la corrente gratis come avevano promesso quando avevamo costruito la Diciamo linea. che adesso si parla tanto di opere compensative, ma 70 anni fa non ce n'erano tante. No, di opere avevano promesso la luce compensative. gratis a tutto il paese, però mi sembra che le bollette arrivino lo stesso. Mi sa di sì. Allora, Ivano Fauro resta con me, abbiamo 30 secondi di pubblicità, poi torneremo a collegarci con Stefano Bozzi per la tragedia della Marmolada, e poi con Ivano Fauro parleremo anche dei nostri migranti, della situazione in Rio Grande do Sul. Ne abbiamo parlato all'inizio di quest'estate, un'alluvione devastante che aveva appunto devastato l'intero territorio, un territorio fatto di veneti, di bellunesi, e insomma c'è stata una macchina della solidarietà. Fra pochissimo. Di nuovo in diretta è rimasto con me il sindaco di Arsie, Ivano Fauro. Grazie sindaco, con il quale torneremo appunto a occuparci dell'emergenza vissuta tra aprile e maggio dal Rio Grande do Sul, la terra dei Veneti. C'è stata poi appunto la solidarietà del Veneto e dei comuni veneti. Prima però tutti gli aggiornamenti sul fronte della Marmolada, la tragedia che ha colpito due giovani uomini, due alpinisti trevigiani. Stefano Bozzi è di nuovo in diretta con noi. Stefano. Sì, buongiorno Cristian. Allora rimangono quindi confermate le identità dei due alpinisti che stavano scalando la Marmolada. Posso darvi qualche dettaglio in più sulla via di salita che stavano percorrendo sulla parete sud. Si chiama via Don Chisciotte, e per chi è del settore presentava un grado assolutamente elevato, prossimo al 7° grado. È una via che si sviluppa per 950 metri e che termina a Punta Ombretta, quindi praticamente in prossimità di dove si arriva con la funivia che da Malgacciapela sale alla vetta della Marmolada. Quindi abbiamo detto Francesco Favilli, 43 anni, e Filippo Zanin, 36 anni, che lascia la moglie e purtroppo anche una figlia piccola di appena 2 anni. Sono purtroppo vittime della montagna. E per quanto riguarda la dinamica, appunto ancora non sappiamo
Quello però che posso dirvi è che diciamo, quando si scala una via in montagna, il livello della via di salita è dato dai passaggi più difficili, sono quelli a identificare la difficoltà di un percorso, e in questo caso, nel caso di percorrenza di questa via, i tiri più difficili, si dice i passaggi più difficili, sarebbero stati quelli alla fine. Il fatto che i due alpinisti sono stati rinvenuti alla base della parete invece farebbe pensare che sia successo qualcosa in una fase tecnicamente non particolarmente problematica. Quindi, da qui in poi, paradossalmente quindi nella fase iniziale, quella meno appunto problematica, Stefano. Fase iniziale, sì. Allora io ti ringrazio davvero per la corrispondenza di oggi, chiaramente tutti i dettagli di questa tragedia nei telegiornali serali. Grazie Stefano Bozzi. Ivano Fauro, dicevamo appunto di questa grande alluvione che ha colpito tra aprile e maggio di quest'anno il Rio Grande do Sul, che è una regione che si trova a sud del Brasile, che è la regione veneta per antonomasia. Lì ci sono interi paesi veneti e lì c'è mezzo Arsie, possiamo dire anche sì, possiamo dire. Ecco, abbiamo le immagini, poi Mattia ve le mostra, immagini devastanti, e da allora si è aperta una gara di solidarietà anche tra i comuni. Ha partecipato anche Arsie, ha partecipato lei personalmente? Sì, Rio Grande do Sul è l'8ª provincia veneta per definizione, quindi abbiamo tantissimi emigrati dal nostro comune, ma da tutta la provincia di Belluno e anche da tutto il Veneto. Noi siamo sempre stati vicini a queste comunità, abbiamo 36 gemellaggi e patti d'amicizia in tutto il Veneto, tra cui anche il mio comune, e quindi da sempre, da tantissimi anni, intratteniamo rapporti con questa parte del sud del Brasile. Non solo rapporti culturali, ma anche rapporti economici. Bisogna capire che questa parte del sud del Brasile da tanti anni compra in Veneto, compra a scatola chiusa, compra per affetto nel nostro territorio. E quindi da sempre abbiamo questi rapporti, e dopo questa alluvione ci siamo messi un po', abbiamo fatto qualche riunione, abbiamo raccolto dei fondi, ne raccoglieremo ancora. Approfitto anche dell'occasione per dire che il sabato 19 ottobre, prima della nostra grande fiera delle anime, faremo una manifestazione con gli ex immigranti e l'associazione Bellunesi nel Mondo per raccogliere fondi ancora per Rio Grande do Sul. Quindi sabato 19 ottobre dove? Ad Arsie, al Capannone, presso il campo sportivo. Ok, quello che in tanti conoscono perché viene utilizzato per la Fiera delle Anime. Per la Fiera delle Anime faremo una manifestazione anche con i gruppi folk, quindi per una bella manifestazione sempre per attingere fondi e poi mandarli alle popolazioni che hanno subito questa quindi diciamo l'edizione numero, ormai ho perso il conto della Fiera delle Anime. Ritorno anch'io, comunque è una delle fiere più antiche del Veneto, quindi la porteremo avanti anche adesso. Sarà dedicata in parte quindi proprio alla solidarietà nei confronti di una terra profondamente veneta. Profondamente veneta. Allora, Sindaco, io la ringrazio per aver toccato con me tutti questi temi, insomma, di stretta attualità, l'orso, la diga del Vanoi, la solidarietà che non manca mai, insomma, perché è un legame affettivo ma anche economico, è un legame comunque indissolubile quello tra provincia di Belluno, Veneto e Rio Grande do Sul. Allora, grazie Ivano Fauro, sindaco di Arsie. Noi ovviamente rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione veneta dei nostri telegiornali. Chiaramente partiremo dalla tragedia della Marmolada e poi c'è chiaramente la cronaca di giornata. Ci sono queste famiglie evacuate a Fontane di Villorba dopo l'incendio che è scoppiato ieri sera. C'è il mondo sanitario a Padova che protesta, diversi gli operatori. Ci sono poi però anche le buone notizie, lo avete visto a Vicenza con questa operazione storica multi-equip nei confronti di una bambina di appena 2 anni. Insomma, tanti i temi di cui ci occuperemo, ma rimanete con noi perché fra pochissimo rientriamo in diretta per l'approfondimento. I temi sono quelli della fiscalità, 7:30, ISEE, ci sono delle scadenze autunnali, ne parleremo con Monica Giomo, amministratrice delegata a CAF Veneto, provincia di Treviso, Giuliana Maffei, responsabile fiscale, Sara Franchetto, anche lei responsabile fiscale,
sempre del CAF Veneto, quindi ci ritroviamo fra pochissimo.